No, io sono avvelenato, sono velenoso, non sono impaurito, non mi fanno paura. Ha subito 7 furti in 5 anni. Nell'ultimo, lunedì notte, i ladri hanno tagliato col flessibile la colonnina self-service del distributore in via Cadore, portandosi via l'incasso della giornata. Mario Braido ha 67 anni e da 50 fa il benzinaio. Esasperato per i continui furti, se la prende con la giustizia e con un clima, dice, in cui tutto è permesso. Siamo rassegnati, non siamo tutelati, al di là delle forze dell'ordine che sono bravi, che loro intervengono e tutto, ma la domanda nasce sempre spontanea. E se li prendono cosa succede? Domani mattina sono fuori di nuovo e si continua così. Da Vittorio Veneto, dove abita, deve passare a prelevare l'incasso dei suoi 3 distributori. Io ogni notte devo scendere giù a prendere i soldi, quella volta che magari non riesco ad arrivarci, rimango sempre con l'ansia e col dubbio tutta la notte. Temendo sempre di ricevere una chiamata dal sistema d'allarme. Arriva la telefonata alle 2-3 del mattino, ormai dico cosa è successo stavolta? La metto anche su ironia perché tanto so cosa si tratta. E quando i ladri non agiscono indisturbati, il rischio di trovarseli di fronte durante il prelievo dei contanti. Così la decisione di muoversi armato. Io sì, sono armato e di conseguenza questa è una mia necessità. Dopo aver subito 7 furti, lei capisce che io non ho più il problema della detenzione in casa. Io viaggio e con gli incassi delle mie stazioni devo anche portare in banca. Non si tratta di fare il protagonista o fare il Rambo, è una necessità. Se dovremmo prenderci una vigilanza 24 ore su 24 ore, ma ditemi voi. Nemmeno le telecamere di sorveglianza servono come deterrente. Io qua ho 17 telecamere su questo impianto qua, vedo di quelle scene tante volte, anche gli ultimi 3 furti, ci sono dei film da vedere, ma non li riconosci mai perché una volta hanno il cappuccio, l'ultima volta avevano su il casco integrale. Con amarezza crescente, per andare avanti non rimane che la passione. Io sono affezionato al mio lavoro e questo è quello che mi lega, che mi costringe a continuare, però qua si sta andando sempre peggio.